Euroregione News. Asilo nido. I lavoratori con bambini in età prescolare hanno problemi sia per trovare posto all'asilo nido, sia per i costi delle rette. Dal 1 settembre al 30 novembre 2015 si possono presentare le domande per l'abbattimento delle rette per l'anno scolastico 2014-2015. Per quest'anno invece è previsto l'abbattimento delle rette in modo diretto. La domanda dovrà essere presentata al servizio sociale del comune entro il 7 settembre 2015. Ho chiesto quindi al presidente dell'ASP Moro di Codroipo, Andrea D'Antoni, cosa c'è di nuovo. La differenza rispetto agli anni passati relativa al contributo, mentre in precedenza il contributo veniva erogato alle famiglie l'anno successivo, nel senso la famiglia doveva pagare e l'anno successivo gli veniva ritornato con un assegno o con un bonifico bancario, se i dati venivano dati, da parte della regione direttamente alle famiglie. In questo momento invece il contributo è un contributo anticipato che viene erogato direttamente, nello specifico caso all'ASP, al gestore del servizio, in questo a noi, il che comporta che il contributo è anticipato, le famiglie pagheranno una retta in partenza inferiore decurtata di quello che è il contributo che la regione eroga alle famiglie per l'iscrizione dei bimbi. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.